Serie B-Win. Tutti i colori della passione. Nella 36esima giornata di Serie B-Win alla San Nicola, il Bari a metà classifica affronta il Torino capolista e con a disposizione ancora 2 recuperi per consolidarsi in vetta. Nel Bari Torrente si affida a una difesa 5, nel Torino Ventura schiera bianchi al centro dell'attacco supportato da Stevanovic e Antenucci. Arbitra Baracani di Firenze. Si inizia come su tutti i campi ricordando Piermario Morosini, scomparso una settimana fa per un malore durante la gara Pescara-Livorno. Si parte subito con il Bari in attacco nei primi minuti, già al 7° con Stojan che salta Parisi, mette in mezzo, salvataggio prima di Bianchi e poi perfeziona Iori liberando, subito pericoloso il Bari. Risponde il Torino con Iori, assist per Antenucci al volo e salva Lavanna. Liberando poi Glick a commettere fallo su Dos Santos. Rivediamo il replay, la girata di Antenucci salva ottimamente Lamanna. Ancora Torino con Iori per Vives, la sua conclusione fuori misura il tiro in corsa del centrocampista Granata. E Defendi per il Bari a recuperare il pallone sulla destra, cross al centro, colpo di testa di Caputo e palla che va a terminare a lato della porta Granata. Ancora Bari in attacco, iniziativa di Stojan sulla sinistra, salta Glick, entra in area e tiro a girare con pallone pericolosamente a lato della porta difesa da Benussi. Ancora ottima azione del rumeno Stojan in evidenza in questo primo tempo. Attacca il Torino sull'altro fronte, tacco di Antenucci, girata al volo di Bianchi e vola Lamanna a respingere. Bella azione del Torino con il capitano Bianchi a concludere. Ottimo il tacco, ottima anche la girata da parte di Bianchi. E il Bari in attacco, Cepitelli di testa, poi il pallone ancora rinviato, ancora su Cepitelli, il pallone in mezzo e poi la difesa del Torino si salva in questa occasione. Torrente osserva la sua squadra, punizione per De Falco sul pallone, palla a girare, alta di non molto sopra la traversa della porta del Toro. Rivediamo ancora meglio il replay. Si conclude qui il primo tempo sullo 0-0. Si riparte nelle riprese, il via dell'arbitro Baracani. E al 13° è il Torino in attacco con Iori per Bianchi, pallone per Antenucci, in uscita Lamanna chiude lo specchio all'attaccante Granata. Calcio di punizione dell'ex Parisi, prende la rincorsa Parisi, sinistro di Parisi e palla che Lamanna mette in corner. Rivediamo l'ottimo tiro di Parisi, salva Lamanna la propria porta. Azione del Bari, la chiusura. Il pallone fuori per Stojan che cerca di sorprendere Benussi, ma palla alta sulla conclusione ancora una volta di Stojan. Torino in attacco con D'Ambrosio, Bianchi, il pallone poi per D'Ambrosio, conclusione parata a terra dal portiere della Bari, Lamanna. Sul fronte opposto angolo per il Bari, mischia in area di rigore Dos Santos che prova la girata, nessun problema comunque per il portiere Benussi. Ora il Torino con D'Ambrosio per Sgrigna, parte il tiro e Lamanna blocca anche in questa occasione. Torino che insiste nel finale, lancio che viene effettuato da Vives per D'Ambrosio al volo, palla alta sopra la traversa della porta pugliese. Finisce così la gara 0-0, nessun gol, ma un pareggio positivo per il Torino che allunga sul Verona e la Sassuolo, 2 delle concorrenti dirette sconfitte in questa giornata.